Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Dietro le Quinte di Nostra Farm Experir e, come avevamo promesso, questa volta abbiamo veramente una chicca da darvi, una chicca storica anche di quelle poi importanti, perché stiamo parlando della realizzazione delle strutture e opere in vetro con intelaiatura in piombo, così come si faceva nel Medioevo. Un'arte, devo dire la verità, che ha forte radici per quanto riguarda le fonti fino dal periodo romano in avanti e che trova in realtà la sua maggiore espressione a partire dal 1100 fino al 1300 con l'espandersi delle cattedrali gotiche. Cattedrali gotiche che fondamentalmente di fatto sono le prime a utilizzare questa tecnica in maniera sistematica e soprattutto con la maggiore capacità espressiva, poiché le vetrate servivano fondamentalmente per raccontare passi interi, capitoli interi dell'Antico e del Nuovo Testamento e di conseguenza servivano da veri e propri audiolibri dell'epoca, anzi senza audio, chiamato libri per immagini, quindi di fatto servono a raccontare passi importantissimi della Bibbia. E abbiamo sulla provincia di Rovigo una famiglia, per un'attività di tipo familiare, che ha perpetrato questa pratica antica fino ai nostri giorni. E questo è un vero esempio, tra l'altro, di attività effettivamente a rischio, perché adesso poi Emilio è stato lì e chiaramente ci racconterà un po'. Richiede veramente tanto tempo quest'arte per essere assimilata e per poter poi praticarla e poter poi in qualche modo essere di fatto proposta per attività sia legate al mercato ma soprattutto anche per quanto riguarda il restauro. Sì, diciamo che per concludere un po' quello che hai detto, sembra un'attività poco commerciale, tra virgolette, insomma, invece ho conosciuto una realtà pazzesca. Allora, siamo in provincia di Rovigo, esattamente il paese si chiama San Bellino, un paese piccolissimo, cioè veramente pochissimi abitanti e la vetreria Tomain ha sede in questo paesino un po' disperso e fondamentalmente diciamo che lo monopolizza perché c'è la parte appunto dove si realizza l'opera e anche una parte espositiva, anzi addirittura due, perché la sede diciamo è in una villa storica restaurata dove hanno dei laboratori, dove fanno dei workshop, dove addirittura hanno ragazzi da tutto il mondo che vengono a imparare quest'arte. E poi il comune ha ceduto a loro uno spazio espositivo dove hanno esposto diciamo molte opere, ma il loro cavallo di battaglia, diciamo che giustamente si fregiano di quest'opera pazzesca, è di aver rifatto tutte le formelle, tutte le piccole vetrate diciamo della cattedrale di Chartres in scala, mi sembra, se non ricordo male, 1:2, quindi comunque un'opera veramente grande. E hanno ridisegnato tutto partendo da dei bozzetti che hanno trovato su internet e la tecnica è esattamente la tecnica medievale. Attenzione che quando parliamo di cattedrale di Chartres parliamo di un patrimonio di 175 vetrate per una superficie di 7.000 metri quadrati, quindi non stiamo parlando proprio di una cosuccia ed è diciamo praticamente forse l'esempio massimo di questo, l'esempio massimo artistico per quanto riguarda la lavorazione del vetro, sia per quanto riguarda il Medioevo, ma soprattutto anche per quanto riguarda i giorni nostri, perché se pensiamo al Duomo di Milano, ok, questo tipo di produzione ha terminato di fatto con restauro e tutto fino agli anni 30 di fatto, certo, partendo dal 1200 circa, per cui sì, sta parlando di un lavoro estremamente importante. Oltretutto di una rilevanza culturale pazzesca.
il responsabile, il signor Tomain, mi ha accolto, diciamo, alla grande, nel senso che mi ha dedicato un pomeriggio intero, mi ha fatto vedere tutta l'esposizione, ma poi mi ha fatto vedere le tecniche, e questo nel video traspare chiaramente perché parte da un bozzetto che fa lui a mano. Lui è scuola d'arte storica, quindi quando si disegnava tutto a mano, e con le tecniche vecchie proprio di pittura viene dipinto fondamentalmente la formella di vetro che poi viene lavorata, e la loro grossa intraprendenza si è vista perché non solo fanno queste tecniche e riprendono i motivi delle vetrate storiche gotiche, chiamiamole così, ma hanno una lavorazione estremamente moderna perché hanno trasportato tutto in un gusto molto contemporaneo. E tanto che hanno rifatto, mi pare, una vetrata intera del Casino di Monte Carlo, piuttosto che altre opere a livello internazionale dove non c'è la vetrata gotica, ma c'è un gusto completamente nuovo e un'innovazione pazzesca, perché ci sono degli esempi nel video in cui addirittura c'è una tridimensionalità nelle opere di vetro, realizzate con una tecnica particolare che mi ha spiegato, e di conseguenza sono dei veri e propri quadri. Bellissimo, io sono rimasto abbastanza colpito. Non siamo potuti entrare nella produzione per due motivi, perché erano molto occupati, e il secondo, stavano facendo migliaia di schegge di vetro, quindi non era il caso di entrare, però abbiamo visto tutta l'esposizione, che è visitabile. Il signor Tomain è una persona splendida e quindi non vede l'ora che qualcuno vada a conoscere il suo lavoro, e soprattutto mi ha colpito moltissimo perché ha degli studenti, quindi ha studenti americani e giapponesi che ciclicamente vanno a fare dei workshop da lui, quindi hanno allestito le aule studio per portare avanti questa tradizione. Ecco, è incredibile secondo me, per l'ennesima volta, come in un paesino disperso ci sia una conoscenza così elevata e tra l'altro così particolare. La sua situazione com'è? Dal suo punto di vista buona, nel senso che lui, come un po' abbiamo detto anche per il tipografo di Venezia, non è conosciuto in loco più di tanto, lui è conosciuto all'estero, come spesso accade. Lavora molto con l'estero e ha delle commesse importanti. Ovviamente forse una sua piccola difficoltà potrebbe essere quella di reperire persone, manodopera, diciamo così, proprio manodopera specializzata in questo tipo di lavorazione, però lui stesso appunto fa dei corsi. Spero che nel video si capisca questa passione che c'è sotto, perché lui è un appassionato pazzesco, non mi lasciava più andare via. Sono stato lì 4 o 5 ore, il che mi ha fatto estremamente piacere, e aveva proprio voglia di raccontare quello che sa fare, quindi molto bello, molto. Un pezzo di conoscenza importantissimo, poco conosciuta, come spesso accade, come abbiamo potuto riscontrare nella praticamente totalità delle realtà che abbiamo incontrato, e che appunto siamo qui a fondamentalmente cercare di far conoscere attraverso questo canale. Assolutamente. E quindi un invito ad andare a trovare il signor Tomain, ve lo facciamo qui, ora, subito, così come vi invitiamo a mettere un like su questo video se vi è piaciuto e a continuare a seguirci. E a parlare con i vostri amici del progetto. Ovviamente. Un saluto a tutti intanto, ciao!